Veneto Agricoltura ha da poco elaborato l'andamento del settore della pesca nel Veneto nel 2021. Com'è andata la filiera ittica? Allora, è stata tutto sommato una buona annata per il comparto ittico veneto. Infatti, dai dati nazionali risulta una produzione di beni e servizi della branca della pesca di quasi 152 milioni di euro con un rialzo dello 0,3%, mentre in termini di valore aggiunto ai prezzi di base si è attestato a 80 milioni di euro con una leggera decrescita dello 0,7%. Entriamo un attimo un po' più nei dettagli e passiamo alle dimensioni della flotta ittica. Sì. La flotta peschereccia marittima del Veneto consta di 655 unità e nell'ultimo anno è rimasta stabile rispetto all'anno precedente, anche se le componenti strutturali delle barche, quindi parliamo della stazza e della potenza motore, sono in calo. La prima del 2,1%, la seconda dell'1,1%. Invece, se ci riferiamo al numero delle imprese e degli occupati? Sì, allora le imprese impegnate nel primario ittico nel 2021 si sono fermate a 3.140 unità e con un lieve rialzo del 0,1% rispetto all'anno precedente. Vedendo nel dettaglio, le imprese della pesca marittima diminuiscono del meno 1,7% e specularmente quelle dell'acquacoltura aumentano dell'1,7%. Se intendiamo l'intero numero di imprese della filiera ittica, considerando anche quelle del commercio, della trasformazione e lavorazione dei prodotti ittici, sono in totale 3.849 unità con un aumento dello 0,3% rispetto all'anno precedente. Gli occupati invece della filiera ittica in totale sono 7.889 e registrano un aumento dell'1,8%. Il 50% degli occupati nel settore ittico fanno parte della produzione primaria. E invece com'è andata la produzione del settore? Sì, la produzione ittica è andata bene in quanto sono aumentate anche le giornate di uscita in mare dei pescherecci. Infatti i lavoranti aumentano le giornate di pesca del 7,1%, quelle dello strascico dell'8,5%. Per quanto riguarda la produzione ittica locale, si è fermata a 17.800 tonnellate circa, con un aumento dell'8,9%, mentre il fatturato è arrivato a 42,6 milioni di euro, con un aumento dell'11,1%. I transiti complessivi dei mercati, quindi tenendo conto anche dei prodotti nazionali ed esteri arrivanti nei mercati di Venezia e Chioggia, quelli più grandi, sommano a 25.871 tonnellate, con un aumento del 7,4%. Andiamo verso la conclusione, infine per quanto riguarda l'import e l'export. Sì, l'import, allora la bilancia commerciale per il settore ittico del Veneto è ampiamente deficitaria per circa 260 milioni di euro. Infatti, essendo una regione ad alta vocazione turistica, il Veneto ha bisogno di tanto prodotto ittico. Le importazioni si sono fermate a 315 milioni di euro con un aumento del 18,9%, mentre le esportazioni sfiorano i 54 milioni di euro con un aumento del 14,9%. Siamo anche in grado di dire da dove arriva per lo più la merce? Sì, la merce, i mercati principali di approvvigionamento da parte del Veneto sono Croazia, Spagna e Polonia, per i prodotti trasformati in questo caso. Concludiamo con uno sguardo al 2022, proprio rapido. Sì, per quanto riguarda il mercato di Chioggia, nei primi 5 mesi dell'anno si rilevano aumenti sia in volume che in fatturato e si rilevano anche degli aumenti per quanto riguarda i cogevo, quindi la produzione di vongole di mare e di fasolare, dei buoni aumenti anche in questo caso.